Giorgio Verdura, Emanuele Notarbartolo, Emanuela Sansone, Luciano Nicoletti. La lettura dei nomi delle 1111 vittime delle mafie dalla fine dell'Ottocento al 2018 e prima ancora il lungo e colorato corteo che sotto un cielo di primavera sferzato dalla tramontana da Piazza della Repubblica ha raggiunto Piazza Matteotti attraversando parte del centro e del lungomare. È stata Sestri Levante quest'anno ad ospitare la 24esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata in tutta Italia dalla rete di Libera e da Avviso Pubblico. Orizzonti di giustizia sociale è stato il tema che ha accompagnato la manifestazione che nel Tigullio ha visto la partecipazione di quasi 2000 persone. Ci sono ragazzi delle scuole dalle province di Spezia e dalla provincia di Genova, abbiamo nel Savonese, nell'Imperiese altre manifestazioni, sono in tutto 7 le piazze di tutta la Liguria, Sestri Levante e quella centrale, ci sono le associazioni, ci sono le organizzazioni sindacali, ci sono i rappresentanti delle istituzioni, perché c'è bisogno di tutti per vincere questa sfida. Se da una parte gli studenti hanno fatto sentire la loro voce durante il corteo, i rappresentanti delle istituzioni con la loro presenza hanno portato una testimonianza importante per dire no alla mafia. È sempre un momento estremamente importante non solo per il ricordo, ma per riaffermare un principio, uno che non si può dimenticare, secondo che non si può assolutamente abbassare la guardia rispetto a fenomeni quali la presenza della criminalità organizzata, in cui nessun territorio può considerarsi totalmente indenne. La scelta della città di Sestri Levante è stata fatta per mantenere alta l'attenzione sulle dinamiche di infiltrazione e radicamento criminale che hanno interessato varie zone della regione e che negli ultimi anni hanno visto il Tigullio al centro di importanti operazioni della magistratura. L'unico comune del nord Italia attualmente sciolto per infiltrazioni mafiose è proprio il comune di Lavagna. Purtroppo nel nostro territorio ligure abbiamo delle evidenze e quindi dobbiamo tenere alta la guardia. Oggi le istituzioni sono qui, io oggi con la fascia della regione, proprio a simboleggiare che siamo tutti uniti contro la mafia.